Siamo con Luisa Menini, una esponente dell'associazione Eno Pordenone, nata 5 anni fa per valorizzare il territorio pordenonese e i suoi ottimi vini. Ci facciamo dire due cose appunto da Luisa. L'associazione Eno Pordenone è un'associazione di 22 produttori di vino della quale facciamo parte. Ci sono anche altre attività inerenti sempre al settore del vino. È nata per promuovere il sapere enologico diffuso, così ci piace definire, per portare avanti al di fuori del nostro territorio e all'interno del territorio stesso, per promuovere la qualità dei vini del pordenonese e tutto l'indotto anche che riguarda il vino, quindi dalle barbatelle ai cavatappi di Magnago. Eno Pordenone quindi riunisce questi imprenditori che hanno voglia di promuovere il territorio. È nata 5 anni fa e pian piano sta crescendo. Quest'anno abbiamo deciso proprio di fare un progetto unico insieme. Abbiamo prodotto un vino che ci rende molto orgogliosi e si chiama il Pordenone ed è un vino prodotto con le uve dei soci che sono state vinificate nelle varie cantine, poi sono state assemblate è stata fatta una base di vitigni autoctoni e spumantizzata. È stato prodotto questo Brut che ha questo nome importante e che esprime la nostra unione in questo progetto comune. Ecco, molto interessante questo sviluppo di questo vino. Può far sapere così ai nostri ascoltatori quando potranno degustare questa preziosa bevanda? Il vino potrà essere degustato in tutte le manifestazioni che riguardano il territorio, quello che riguarda proprio l'espressione della qualità del territorio. Saremo presenti nelle varie manifestazioni e, cosa importante, questo vino è un vino che abbiamo deciso di tenere come immagine e non sarà in vendita, e questa è la cosa che incuriosisce, perché tra l'altro è molto buono, non lo dico io, sono un po' di parte, però effettivamente è stato degustato ed è uscito da poco ed è molto buono. Quindi abbiamo deciso di regalarlo. Ogni azienda ha un numero limitato di bottiglie a disposizione, è stato fatto solo il formato Magnum quest'anno e verrà regalato ai nostri ambasciatori. Stiamo facendo diciamo un percorso enogastronomico che si chiama Gustiamo Pordenone, dove ci saranno delle serate con dei ristoranti del pordenonese e i produttori di Eno Pordenone, e all'inizio di ogni serata verrà degustato il vino Il Pordenone, quindi si potrà degustare alle nostre serate di Gustiamo Pordenone. Si fa una serata al mese e c'è praticamente un calendario annuale.